Voglio leggervi una frase che ho lasciato scritto qua sul bollettino prima di passare la parola al fratello Lino, no? C'è un problema stamattina con i microfoni. Ok. Allora, se tu ce l'hai in mano e puoi leggerlo insieme a me, proprio la prima frase, che dice così: abbiamo completamente perso il senso dell'eternità. Siamo in cammino verso la nostra casa che Gesù ha preparato per noi secondo la sua promessa, ma siamo aggrappati alle cose di questa terra. Allora, questa è una frase che ho registrato qua sul bollettino perché noi stamattina parleremo della Chiesa perseguitata nella nostra Chiesa. No? Questi fratelli nostri, che noi neanche immaginiamo a volte cosa stanno attraversando, no? E stanno attraversando delle sofferenze terribili solo per il fatto che pronunciano il nome di Gesù in una generazione che non conosce questo Gesù. No? Noi oggi nella nostra bella Italia possiamo riunirci qua, abbiamo un locale di culto bellissimo, possiamo proclamare il nome di Gesù e ci lamentiamo delle cose che non abbiamo. Abbiamo perso il senso della eternità, siamo in cammino verso la casa di Gesù, ma noi abbiamo perso il senso di quello che vale veramente la pena fare. Questi nostri fratelli hanno invece preso, invece che perso, il senso dell'eternità. No? Sono in cammino perché stanno soffrendo e sanno benissimo che la realtà non si vive su questa terra. Quindi noi pregheremo per loro, pregheremo per il fratello Lino che proprio ci parlerà di questi nostri fratelli che io considero come dei fratelli maggiori, no? I fratelli più grandi che ci devono insegnare qualcosa, e che il Signore possa veramente toccare il nostro cuore e dirci che cosa dobbiamo fare, no? Cosa dobbiamo fare per proclamare il nome di Gesù. Il Signore ci dà tutta la libertà e noi dobbiamo approfittare di questa situazione. A volte io mi chiedo se sarebbe necessario un po' di persecuzione qua in Italia, no? Per risvegliare un pochino la Chiesa. A volte la risposta è sì, a volte la risposta è no, Signore, non è necessario, per il semplice motivo che noi dobbiamo approfittare di quello che abbiamo per proclamare il tuo nome, no? Ma un po' di persecuzione ci vorrebbe a volte. Facciamo una preghiera intanto chiedo al fratello Lino di poter venire qua davanti. Questo fratello è rappresentante di Porte Aperte Italia, è un mio amico carissimo, anche quando mi porta il finocchietto, quello siciliano specialmente. E stamattina lui ci parlerà proprio di questi nostri fratelli maggiori. Preghiamo che il Signore possa parlarci, darci proprio modo di capire per le nostre vite qualcosa di veramente pratico della vita cristiana. Ok? Preghiamo. Signore Dio nostro, in questo momento noi ti consegniamo, Padre, questo tempo di meditazione della tua parola. Signore, che tu possa benedire grandemente il fratello Lino, possa ungerlo con lo Spirito Santo, con l'autorità che viene da te, Signore, e che tu possa parlare attraverso di lui. Signore, benedici la tua parola e che la tua parola, come c'è scritto, non torni a vuoto. Grazie per tutto, ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come vanno le cose nel mondo, secondo voi? Male? Adesso mi riferisco particolarmente alla Chiesa nel mondo. Ci sono attentati spesso, no? La Chiesa viene perseguitata in diversi posti. Come vanno le cose secondo voi? Bene o male? Credo che la risposta sia tutte e due. Male perché molti fratelli sono perseguitati, male perché molti fratelli soffrono, bene perché nella sofferenza stanno vincendo. Mentre noi molto spesso alla minima difficoltà
diciamo non c'è amore in questa chiesa e ce ne andiamo da un'altra parte. I nostri fratelli stanno resistendo, questa è la buona notizia. Purtroppo non sono tutte buone le notizie, nel senso che ci sono difficoltà. La persecuzione sta crescendo. Un paio di anni fa ci sono stati 4.000 cristiani uccisi, 4.000 cristiani uccisi nel mondo, gran parte in Nigeria, altri in Iraq, in Siria, in totale 4.000. L'anno scorso sono stati 7.100. Questo per darvi l'idea di come sta peggiorando la situazione per la Chiesa perseguitata. 2.400 chiese sono state attaccate l'anno scorso, moltissime in Nigeria. In Nigeria è un po' nell'occhio del ciclone. C'è una setta islamica, i famosi Boko Haram, che arrivano, uccidono, prendono delle città intere. Ma non sono gli unici estremisti, ci sono altri estremisti. Se andate in Somalia, là ci sono gli Al-Shabaab, sono tutti nomi un po' strani. Loro sono scesi l'anno scorso in Kenya, nella città di Garissa, sono arrivati nel dormitorio di un campus universitario. Hanno diviso accuratamente i musulmani dagli altri. Hanno fatto recitare dei versetti del Corano, ma tutti quelli che non lo sapevano fare, tutti quelli che avevano dei nomi cristiani, i nomi si riconoscono, Mohammed è diverso da Joseph, e tutti quelli che avevano nomi cristiani sono stati messi da una parte. Gli altri sono stati lasciati andare e poi hanno ucciso 150 ragazzi. E quello di Porte Aperte è anche un ministero di presenza. Noi siamo presenti dove la Chiesa è perseguitata. Non lo faccio io, ma lo fanno i nostri collaboratori. Io vado ogni tanto a trovarli, ma abbiamo dei collaboratori locali. Il ministero di presenza significa sorreggere i genitori che devono andare a riconoscere il corpo del figlio all'obitorio. Avete idea cosa significa quando sparano a un ragazzo in faccia? Andare a riconoscere il corpo è veramente penoso e i nostri collaboratori devono sorreggere in questi casi perché la gente sviene. L'estremismo islamico è sicuramente la prima fonte di persecuzione per i cristiani, ma non è l'unica. L'estremismo islamico significa Nigeria, significa Iraq, significa Siria, significa anche Egitto, significa tante nazioni dove c'è presente l'Islam. La Chiesa non è libera di evangelizzare, neppure nella più aperta delle nazioni come la Tunisia i cristiani non sono perfettamente liberi. Ma oltre all'estremismo islamico c'è anche la paranoia dittatoriale. Per paranoia dittatoriale intendo dittatori come Afewerki in Eritrea, dove tiene in prigione qualcosa come 1 migliaio di cristiani. 1.000 cristiani sono in carcere. Questo libro si chiama Non fermerete il mio canto, è di una sorella che è stata anche a Mantova, che abbiamo invitato anche a Mantova, è stata presente al nostro convegno. Lei aveva un brutto vizio, evangelizzava. E gli hanno detto devi smetterla, ma lei continuava a evangelizzare, così l'hanno arrestata, l'hanno messa in carcere, ha passato dei mesi in un container metallico insieme a un'altra quindicina di persone, di donne, uscivano 1 ora al giorno e lì continuava col suo brutto vizio, scriveva dei bigliettini con dei versetti biblici, li mandava in giro. E l'hanno picchiata per questo, gli hanno detto devi smetterla, Hélène, smettila di evangelizzare. Ma lei ha continuato. L'hanno picchiata, il direttore un giorno l'ha quasi uccisa, ha picchiata dalla testa ai piedi con un bastone e ha continuato a picchiarla. E lei ha detto mi puoi ammazzare, ma io non smetterò di parlare di Gesù. L'hanno rilasciata perché stava morendo, portata in ospedale, ma il Signore l'ha guarita. Poi è riuscita a scappare in Sudan, da lì è arrivata in Europa ed è stata accolta in Danimarca. Così ci ha raccontato la sua storia. Afewerki è un dittatore e in Eritrea ci sono delle chiese, cattolica, ortodossa e luterana. Ci sono anche degli evangelici e finché andate in chiesa, vi sedete, vi sentite il culto tranquilli, vi lasciano tranquilli. Nel momento in cui cominciate a evangelizzare, nel momento in cui la Chiesa cresce, allora la polizia interviene. Le chiese evangeliche sono tutte chiuse, i pastori sono in prigione o si incontrano di nascosto. Questa è la situazione in Eritrea.
Peggio ancora in Corea del Nord, dove il dittatore Kim Jong-un è quello che ogni tanto spara qualche missile verso il mare del Giappone, non so se avete letto i giornali ultimamente. Quello è, non so se definirlo pazzo, perché se fosse pazzo non sarebbe colpa sua, ma io credo che abbia delle responsabilità molto gravi. Ci sono decine di migliaia di cristiani nei campi di lavoro in Corea del Nord. Il possesso di una Bibbia ti porta in prigione o in un campo di lavoro in Corea del Nord, e hanno una strana abitudine lì, perché vogliono togliere il male alla radice. Quindi se ti trovano con una Bibbia arrestano te, i tuoi genitori e i tuoi figli. 3 generazioni finiscono in un campo di lavoro per un reato o per un supposto reato. Questa è la situazione lì. Decine di migliaia di persone sono nei campi di lavoro, forse 200.000, ma decine di migliaia sono cristiani. E abbiamo parlato anche della Corea del Nord, poi c'è la situazione della Siria, abbiamo sentito parlare tanto di Siria, oramai sono 5 anni che c'è una guerra, si parla di qualcosa come 250-300.000 morti, un po' difficile dare numeri precisi. Prima del nostro convegno che abbiamo avuto all'inizio di maggio ho ricevuto una lettera. Un fratello scriveva: strade vuote, missili che cadono come pioggia quotidianamente e madri che portano i corpi morti dei loro figli. Dopo 5 anni di guerra terrificante, i cristiani di Aleppo sono al limite di perdere la speranza. La scorsa settimana è stata particolarmente cruenta. Anche gli ospedali sono stati colpiti, così come un quartiere cristiano. Con le loro ultime forze i cristiani di Aleppo invocano Dio. Nonostante la nostra miseria, Gesù è realmente risorto. Dice un cristiano di Aleppo: questa domenica 8 maggio tutte le denominazioni di Aleppo si uniscono come una sola voce per chiedere a Dio di salvare Aleppo. Questa è una lettera che ho ricevuto. Un'altra lettera di pochi giorni prima, 26 aprile, diceva: ieri è stata una giornata di sangue ad Aleppo. Molte granate hanno coperto una parte di Aleppo, decine di feriti, 17 morti. Anche la zona cristiana di Slemaneye è stata duramente colpita. Un cristiano il 3 maggio ci scrive: oggi l'ospedale dove mia moglie ha dato alla luce la nostra figlia è stato colpito. Questo è il miglior ospedale per le nascite in Aleppo. È considerato anche uno dei più importanti ospedali per il trattamento della infertilità in Medio Oriente. Uno dei morti è stato un bambino di appena 1 minuto di vita. In questo ospedale è nata mia figlia ed è un luogo dove nuovi bambini nascono e dove la nuova vita comincia. Oggi è pieno di morte e distruzione. Una donna il 4 maggio ci ha scritto: vuoi sapere che sensazione provava Maria davanti al cadavere di Gesù? Puoi chiederlo alle madri di Aleppo. Molte di loro hanno provato la sensazione di portare il corpo morto dei loro figli. Vuoi sapere cosa provava Gesù quando stava portando la sua croce in attesa della sua morte? Puoi chiederlo ai nostri figli. Essi stanno portando la loro croce e sono in attesa della loro morte. Questo è quello che stanno vivendo in Siria, particolarmente ad Aleppo, una città molto, molto in difficoltà. Sono rimasti pochi cristiani. Poi c'è l'Iraq. In Iraq ai tempi di Saddam Hussein c'erano circa più di 1 milione di cristiani, forse 1.200.000. Quando dico cristiani cercate di capirmi, non posso fare distinzioni, nato di nuovo, tradizionale, tutti insieme erano più di 1 milione. Oggi in Iraq, secondo le nostre statistiche, ci sono circa 250.000 cristiani, sono rimasti. Molti sono scappati, chi poteva all'estero, chi non poteva nel nord dell'Iraq, nel Kurdistan iracheno, per rifarsi una vita. Una situazione difficile. Ricordo la storia di una donna, di una famiglia, quando l'ISIS avanzava a Mosul. L'ISIS ti dà 4 possibilità di scelta: o ti converti, o paghi una tassa per i cristiani prevista dal Corano, non è detto che poi ti lasciano in pace, però è un po' più facile, o scappi o ti uccidono. Hai queste 4 possibilità, puoi scegliere. E questa famiglia ha deciso di scappare, ha preso tutto quello che poteva, l'ha messo in macchina ed è scappata.
ma subito fuori città c'era un checkpoint. Li hanno fermati e hanno tolto tutto quello che avevano. Una donna aveva un anello, hanno detto toglitelo. Lei non riusciva a sfilarlo. Una delle guardie ha detto vai a prendere la tenaglia. Per fortuna è riuscita a toglierlo, altrimenti le avrebbero tagliato il dito. Questa è la situazione in Iraq. Se ci spostiamo in Pakistan ci sono centinaia di ragazze ogni anno che vengono rapite. Immaginati di avere una figlia di 15, 16 anni, 14, te la rapiscono, la costringono a convertirsi, la picchiano, la obbligano e lei è costretta a recitare la frase che gli fanno dire. Da quel momento lei è considerata musulmana, quindi da quel momento tu non puoi più rivedere tua figlia, perché i genitori cristiani non possono educare dei musulmani, è la legge, quindi non rivedrai più tua figlia, che poi sarà costretta a sposare un musulmano. Questa è la situazione in Pakistan. Noi sappiamo di Asia Bibi. Asia Bibi è una donna che si è trovata a discutere con delle sue colleghe di lavoro. Voleva bere alla fonte e loro le hanno detto tu sei cristiana, sei infedele, sei impura, non puoi bere perché inquineresti l'acqua. E lì è nata una discussione. A un certo punto lei ha detto Gesù ha dato la vita per me, cosa ha fatto Maometto per voi? Questo è stato interpretato come una bestemmia contro Maometto e per questo reato è prevista anche la pena di morte. Asia Bibi è stata condannata a morte, è da 6 anni in carcere, in isolamento perché altrimenti la ammazzano gli altri. E il governo è in grave imbarazzo perché da tutto il mondo chiedono la liberazione di questa donna, ma nessun giudice la assolverebbe, ucciderebbero lui. Un governatore ha cercato di aiutarla, un altro politico ha cercato di far cambiare la legge, entrambi sono stati uccisi. Quindi se un giudice la liberasse farebbe la stessa fine. Ma il governo non la lascia neanche impiccare perché altrimenti da tutto il mondo sorgerebbero proteste. Quindi è in grave imbarazzo, chi ne fa le spese è lei che da 6 anni è in prigione. Una madre di 5 figli, credo. In Libia la situazione sta peggiorando, lo sentite dai giornali, non c'è un governo che controlla tutto il territorio, l'ISIS sta guadagnando terreno in Libia, poi è una terra di passaggio di tutti questi rifugiati che arrivano anche in Italia, passano da lì, da diverse nazioni dell'Africa, dal Sudan, dall'Eritrea, dal Corno d'Africa, dalla Somalia, arrivano lì e non vi dico come li trattano. Perché molti arrivano lì che sono già stati derubati o sono già state stuprate o sono già state trattate male, picchiati. E quelli che arrivano in Italia, che non muoiono durante il loro viaggio dall'Africa fino alla Libia o nel tragitto in mare, arrivano qui e poi sono trattati male dall'Europa perché non vuole più rifugiati. Oggi il problema del secolo è quello dei rifugiati, ce ne sono tantissimi. Si parla di forse 1 milione o 2 qui in Europa, sono numeri alti in apparenza. In realtà i rifugiati nel mondo sono 65 milioni, non tutti all'estero, molti di loro sono rifugiati interni. Per darvi l'idea, Siria aveva 22 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo circa sono rifugiati all'estero, in Giordania, Libano, qualcuno in Europa, Turchia. 7 milioni e mezzo sono rifugiati interni che scappano da città come Aleppo, vanno in città più tranquille. Quindi più della metà della popolazione siriana è rifugiata. È il problema del secolo. In Iran ci sono un centinaio di fratelli in carcere, di pastori in carcere e ricordo particolarmente la lettera che uno di loro ha scritto. I suoi compagni di cella gli dicevano rinnega di Cristo, vattene a casa con la tua famiglia. Chi te lo fa fare di pagare un prezzo così alto per Cristo? Rinnegalo, vattene a casa, perché se lo rinnega lo lasciano libero. E lui dice io pagare un prezzo alto per Cristo,
Lui ha pagato un prezzo alto per me, lui ha dato la vita per me e io posso pagare 6 anni di prigione per lui. Non è un prezzo così alto. Ed è rimasto in carcere. Questi sono i miei eroi, i fratelli di cui parlo con gioia. Hélène Berhane, pastore questo qua dell'Iran, e tanti altri che ho avuto la gioia di incontrare in questi anni che sto lavorando per questa missione. Poi c'è l'Afghanistan. Ieri avete sentito tutti parlare di quell'attentato che c'è stato in Germania. 9 morti per quel ragazzo iraniano che probabilmente non era neanche sano di mente. 9 morti ci sono stati, ne ha parlato tutto il mondo. Una notizia che è passata in secondo piano, che forse pochi di noi hanno sentito, è quell'attentato che c'è stato a Kabul, dove sono stati uccisi 80 persone. 80 morti e 230 feriti. Questo è successo a Kabul nello stesso giorno. È un periodo difficile e prima o poi, secondo me, questi attentati toccheranno anche un po' più da vicino anche noi. Non credo che sarà improbabile che ci sarà qualche attentato anche in Italia, prima o poi ci sarà. Come reagiremo? Come reagiremo? Perché i cristiani sono presi particolarmente di mira. Nasconderemo la nostra identità cristiana per evitare pericoli o la metteremo in evidenza? Vorrei leggere con voi dal libro di Daniele i primi 8 versetti. Daniele, capitolo 1, dal verso 1. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale e di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Fino qua. Vi consiglierei di leggerlo a casa, perché è molto interessante, il libro di Daniele è stupendo. Chi era Daniele? Daniele era un profeta. Se voi leggete ha fatto delle profezie importanti riguardo al futuro. Ha rivelato al re un sogno che aveva avuto. È stato un uomo molto importante e era sicuramente un nobile, perché i re sceglievano persone nobili per circondarsene. E possiamo dire che erano degli schiavi di lusso. Ecco, il re sceglieva persone di stirpe nobile o di famiglie reali, gli insegnava la loro lingua e poi li usava come servi, in un certo senso. Daniele e i 3 amici fecero una importante decisione. Daniele scelse in cuor suo di non contaminarsi con i cibi e con il vino del re. E una cosa importante è che lo fece prima ancora che gli fosse concesso, perché il capo degli eunuchi aveva l'ordine di dargli da mangiare roba buona,
vini buoni, doveva mangiare quello che mangiava il re, e Daniele dice no, io voglio mangiare solo legumi e acqua. E il capo degli eunuchi va in crisi perché dice qua il re poi dopo si accorge che tu non stai bene come gli altri e quello se la piglia con me. A che Daniele dice no, facciamo una prova. Per un po' di giorni dacci solo legumi e acqua e poi deciderai tu. E Daniele e i suoi amici vengono trovati più sani e nel fisico più prosperi degli altri, per cui vanno avanti così. Quindi Daniele e i suoi amici presero questa decisione in cuor loro, prima ancora che gli venisse concessa. Questo è importante perché evidentemente avevano fede nel loro Dio. I cibi del re, perché non volevano mangiarli? La Bibbia qua non lo spiega, ma sicuramente il re mangiava anche degli animali che erano considerati impuri per Israele, o magari uccisi in una maniera cotti senza far uscire il sangue come prescriveva il Vecchio Testamento allora, no? Per cui sicuramente c'era qualcosa che non andava in questi cibi e loro decidono di non contaminarsi. Non decidono di fare un sacrificio, non decidono di dire Signore noi non vogliamo mangiare questo, facciamo un fioretto, si dice così, lo facciamo per santificarci. No, non è stata questa la scelta. Loro decisero di non contaminarsi, di non prendere parte a quello a cui prendevano parte il re e gli altri. Questo versetto però non ha un significato limitato al cibo. Io allargherei molto il senso perché Daniele e i suoi amici non si contaminarono con il cibo, ma non si contaminarono anche con altre cose. Per esempio, con l'adorazione dell'imperatore. Nabucodonosor era una persona che era piuttosto pieno di sé. A un certo punto ha fatto costruire una statua alta 30 metri, o giù di lì, ricoperta d'oro, e quando suonavano gli strumenti, lì intorno evidentemente c'era una banda che suonava tutti gli strumenti, tutti dovevano inchinarsi davanti a quella statua. Gli amici di Daniele rifiutano di farlo e questa era una scelta che poteva costare loro la vita. Difatti furono buttati in una fornace ardente. Se leggete la storia poi scoprite come Dio li salva da questa minaccia, da questa situazione. Sapevano che Dio chiedeva l'adorazione solo a Lui. E Nabucodonosor invece voleva usurpare il posto di Dio, voleva prendere il posto di Dio. Nabucodonosor non è solo che ha fatto queste cose, sapete. Se voi andate a Pyongyang, nella capitale della Corea del Nord, c'è una statua enorme di Kim Il-sung, il nonno dell'attuale leader, e vicino c'è la statua del padre dell'attuale leader, Kim Jong-il. Adesso è rimasto Kim Jong-un, quando morirà lui faranno una terza statua. Sono enormi e tutti quelli che passano lì si devono inchinare. Se non lo fanno, finiscono in uno di quei famigerati campi di lavoro. Non si contaminarono con l'adorazione dell'imperatore, ma non è finita qui. Non si contaminarono nemmeno con la religione dei babilonesi. Loro avevano diversi dei, ma Daniele era fedele al suo Dio. E la Bibbia dice che tutti i giorni, 3 volte al giorno, apriva la finestra verso Gerusalemme e pregava. Era vietato, perché in quel periodo, sapete, quando siete in una posizione di rilievo, c'è sempre qualcuno che ce l'ha con voi. E anche Daniele aveva quelli che lo invidiavano. Daniele era uno straniero, aveva ottenuto una posizione che era la più alta nel regno e di conseguenza aveva delle persone che ce l'avevano con lui. Queste persone fanno una cosa particolare, vanno dal re e gli dicono senti, obbliga tutti per un mese intero a non rivolgersi a nessun Dio tranne che a te. Il re la prende per buona, dice sì, è una cosa che mi piace, e firma l'editto.
Daniele continua a pregare il suo Dio e questi nemici di Daniele, che lo odiavano, vanno da re e gli dicono: ehi, abbiamo visto che c'è uno che non ha obbedito al tuo ordine che gli avevano fatto fare loro. E il re, a malincuore, è costretto a punire Daniele. Lo manda nella fossa dei leoni. E anche lì Daniele sa che rischia molto, però gli dice: io non lo farò, io non mi piegherò davanti a te, io mi piego solo davanti al mio Dio. In parole povere Daniele gli dice: io non mi contamino con la tua religione, rimarrò fedele alla mia, a quella di Dio. La sua vita era meno importante dell'obbedienza a Dio. Ora io non lo so se ti facessi questa domanda cosa risponderesti? Se Dio lo facesse a me cosa risponderei? È più importante la mia vita o l'obbedienza a Dio? Non è una domanda facile, è una domanda a cui si risponde facilmente in un momento di commozione, quando si canta, quando si parla dell'amore di Dio, quando si parla dell'emozione che Dio ci dà. Lì è facile dire: Signore, ti servirò fino alla fine. Ma che succede quando siamo messi davanti a questa scelta? Servire Dio o morire per Lui? Lì è molto più difficile. Questa scelta poteva costare la vita a Daniele, ma una cosa che mi piaceva è che se noi non ci pieghiamo di fronte al Dio di questo mondo, loro capiranno che il nostro è più grande. Ma se ci pieghiamo di fronte al loro Dio, è come se denigrassimo il nostro, come se abbassassimo il nostro. Daniele non si contamina col cibo, non si contamina con l'adorazione dell'imperatore, non si contamina con la religione dei babilonesi, non si contamina con lo stile di vita dei babilonesi. Perché Daniele era una persona fedele. In tutto quello che faceva non gli hanno trovato mai qualche cosa che non andava bene. Ora, se noi guardassimo i nostri politici di oggi, possiamo pensare che sicuramente non sono come Daniele. Ma io penso che anche allora i politici si facevano corrompere facilmente. Coloro che avevano posizioni alte erano familiari con la corruzione, con i benefici, con tutto quello che potevano per arricchirsi. Daniele non si contaminò mai con quel modo di fare. I suoi nemici erano molto attenti ad ogni passo falso che lui potesse fare. Difatti l'avevano appena denunciato perché stava pregando. Il verso 6 del capitolo 4 mostra chiaramente che benché aveva la gestione di molti soldi, era irreprensibile. Aveva sicuramente anche lui la tentazione di arricchirsi, ma era irreprensibile. Ora, la decisione di non contaminarsi con lo stile di vita contrario al sistema voluto da Dio produce inevitabilmente due cose. Se voi non vi contaminate col sistema attuale, perché qua c'è un insegnamento che per noi, quando leggiamo la Bibbia non è che leggiamo per vedere quello che è successo qualche centinaio di anni fa. L'obiettivo è imparare qualcosa per noi oggi. E quello che dobbiamo imparare noi oggi è che anche noi non dobbiamo contaminarci con il cibo di questo mondo. Questo è l'obiettivo della predicazione di oggi. Se noi facciamo questo, produciamo inevitabilmente un paio di cose. La prima è che una testimonianza irreprensibile porta gloria a Dio. Se siamo irreprensibili, tutti vedranno che siamo degli uomini o delle donne di Dio. Lo capiranno. È una cosa che colpisce positivamente sia chi ci ama sia chi ci odia. Se voi leggete il verso 3, il capitolo 3, vi faccio perdere qualche minuto, ma capitolo 3, dal verso 28, dopo che gli amici di Daniele rifiutano di adorare la statua, il re Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego,
il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro, perciò ordino quanto segue. Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta a un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. L'obbedienza a Dio, la scelta di non contaminarsi con il cibo di questo mondo produce questo. La gente riconosce che siamo figli di Dio. Uno stile di vita cristiano è evidente. C'è un risvolto che implicitamente condanna chi non è una brava persona. Però questa è la realtà. C'è una seconda cosa che produce l'obbedienza a Dio ed è la reazione di chi odia Dio. Perché in parole povere, nel momento in cui ci convertiamo, e parlo di una conversione vera, una scelta di lasciare la vita di prima per servire a Dio, in quel momento noi lasciamo un esercito per unirci ad un altro esercito. Perché anche se non te ne sei accorto, intorno a te, qui nell'aria, c'è una battaglia spirituale. Nella dimensione spirituale ci sono spiriti buoni e spiriti cattivi che lottano. E quando noi lasciamo l'armata negativa, ci uniamo a quella positiva di Dio. E in quel momento tutti coloro che hanno odiato Cristo cominceranno ad odiare te e me. Questa è la realtà dei cristiani. Questo è il motivo per cui c'è persecuzione oggi. La decisione di Daniele è la stessa alla base della persecuzione dei cristiani nel mondo oggi. I cristiani che decidono di non contaminarsi col cibo di questo mondo. E quando parlo di cibo di questo mondo intendo stile di vita, intendo adorazione di falsi dei. E non pensiamo solo ai pagani. Quando diciamo adorazione di falsi dei possiamo pensare all'adorazione dei soldi, possiamo pensare all'adorazione del sesso, possiamo pensare a tante cose. Qualsiasi cosa prende il posto di Dio è un idolo. Se noi non ci contaminiamo con la disonestà che è dilagante oggi, queste sono le cose con cui non dobbiamo legare. Se facciamo queste cose incontriamo l'opposizione. La Chiesa perseguitata sta incontrando l'opposizione intorno a loro, l'opposizione del nemico di Dio. E se noi parliamo di Satana veniamo etichettati come persone che credono ancora alle favolette, ma è una realtà. Il diavolo oggi è un'entità viva, spirituale, c'è. E odia Dio. I suoi demoni odiano Dio. E tutti coloro che seguono consapevolmente o inconsapevolmente i demoni odieranno anche i cristiani. È normale. È bene individuare quello che è il nostro nemico. Il nostro nemico non è il musulmano. Se tu pensi che il musulmano ce l'abbia con te o che lui sia il tuo vero nemico, hai sbagliato. Il nostro nemico è chi usa il musulmano. Il nostro nemico è il diavolo, che ha usato tutto quello che può per sconfiggere la Chiesa. Il diavolo è quello che usa i dittatori che odiano la Chiesa. Il diavolo è dietro Afewerki, il diavolo è dietro Kim Jong-un, il diavolo è stato dietro Hitler, il diavolo è stato dietro Stalin. Non era Stalin o Hitler il nemico, ma era chi c'era dietro. Usa religioni. Questo sembra un po' più strano, però è così. In India usa gli indù contro i cristiani. Ci sono degli stati dove cristiani vengono uccisi ancora oggi, in India. La Chiesa ortodossa ai tempi del comunismo era dalla parte dello Stato nell'Europa dell'Est. Forse dico una cosa cattiva se dico che la Chiesa cattolica era dalla parte di Mussolini in certi periodi. Purtroppo è stato così. Nostri progenitori cristiani evangelici sono stati perseguitati.
La Santa Inquisizione ha fatto delle cose terribili, ha ucciso delle streghe, dei maghi, così dicevano, ma in mezzo a loro c'erano dei cristiani che avevano scoperto l'adorazione a Dio e si erano distaccati dall'adorazione delle statue o da altre cose che sono proibite dalla Bibbia, e per questo sono stati uccisi, moltissimi. C'è una furiosa battaglia intorno a noi. Le reazioni sono proporzionate alla coerenza che noi abbiamo. Non so se è chiaro questo. Più siamo coerenti e più troveremo opposizione. Se ti hanno detto che la vita cristiana è una passeggiata, non ti hanno detto la verità. Se ti hanno detto che la vita cristiana è solo gioia, piacere, liberazione, guarigioni, non ti hanno detto la verità. La verità completa è che la vita cristiana è un cammino difficile. La cosa bella è che abbiamo Gesù accanto a noi, fino all'ultimo istante della nostra vita, fino all'ultimo respiro Gesù sarà accanto a noi. Per il resto avremo malattie e difficoltà esattamente come quelli fuori da questa Chiesa. In più saremo contrastati dal nemico di Cristo. Perché Gesù stesso ci ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E qua dobbiamo fare delle scelte importanti. Cosa vogliamo fare? Vogliamo evitare la persecuzione? Non è difficile, sapete. Si può vivere un cristianesimo di basso profilo. Andiamo in chiesa tranquillamente, facciamo la nostra preghiera, possiamo farla anche a casa tranquilli, Non occorre andare a evangelizzare. Ma perché dobbiamo andare a evangelizzare? Ma perché dobbiamo andare a rischiare? Se mantieni un profilo basso, sarai lasciato abbastanza tranquillo. Ma se il tuo cristianesimo è coerente con gli insegnamenti di Cristo, prima o poi susciterai le reazioni intorno a te e forse sarai perseguitato. I nostri fratelli nelle nazioni islamiche sono perseguitati perché hanno deciso di non contaminarsi con il cibo del loro re. Cherifa, una donna dell'Algeria, vive con il marito musulmano da 9 anni. Con lui ha avuto un figlio circa 3 mesi fa, dopo un lungo periodo di attesa. Grazie alle preghiere di molti nella chiesa, finalmente è rimasta incinta. I problemi sono iniziati quando ha avuto il coraggio di testimoniare ciò che Gesù aveva fatto per lei. Evidentemente ha vissuto una vita di basso profilo con suo marito, ma nel momento in cui ha trovato il coraggio di testimoniare, si è scatenato il marito. Ha minacciato il divorzio, l'ha cacciata di casa, l'ha rimandata dai genitori e adesso vorrebbe il divorzio. In queste nazioni, in caso di divorzio, i bambini vengono affidati al coniuge islamico. È molto difficile che venga affidato al cristiano, per cui lei ha paura anche di perdere il figlio. E di fronte a una scelta del genere, cosa faresti? Maisam è una ragazza tunisina, poco più che 20enne. Da quando è diventata cristiana ha dovuto interrompere i suoi studi all'università. Un mese dopo la mia conversione, la mia famiglia l'ha scoperto. I miei fratelli hanno anche minacciato di uccidermi. La famiglia l'ha relegata in casa. Mi hanno detto che non ero degno di studiare e dovevo rimanere a casa. Mia sorella mi ha picchiata. Mia madre ha cercato di rompermi gli occhiali. Mi hanno rinchiusa nella stanza dei miei genitori. Mi ricordo come mi sono addormentata. Ero sdraiata sul lato sinistro e ho sentito qualcuno che saliva sul materasso. Ma la porta era chiusa, non c'era nessuno. Ho pensato che era frutto del mio stress, così mi sono girata. Poi ho sentito una voce: non pensare che sei sola, sono sempre con te. È stata incoraggiata e alla fine ha trovato il modo di fuggire. Dopo qualche tempo la sua famiglia ha scoperto dove si nascondeva e l'ha convinta a tornare a casa. Una volta a casa uno dei suoi fratelli le ha detto: devi scegliere, tornare ad essere musulmana e rimanere a casa, sposare un marito musulmano, eccetera, eccetera, oppure rimanere cristiana e non avere più relazione con noi. Cosa sceglieresti? Nel contesto islamico la famiglia è molto importante e scegliere di essere separati dalla famiglia è un costo molto alto da pagare.
Lei è scappata di casa un'altra volta. I nostri fratelli in Corea devono fare delle scelte importanti, si incontrano di nascosto spesso, ma ogni tanto testimoniano e in quel momento il rischio per loro è estremo. Vi ho raccontato la storia di Ellen Berane, anche lì andare in chiesa, mantenere un profilo basso non è costoso. Dichiarare qual è il nostro Dio, lì mette in pericolo il Dio degli altri e là succedono le persecuzioni. Superficialmente pensiamo che in molte di queste nazioni sono sistemi politici o religioni che non permettono l'adorazione del nostro Dio. In realtà non esistono nazioni, posti o leader che possano impedirti di essere cristiano. Non è possibile. Se vuoi essere cristiano puoi esserlo ovunque. Il prezzo da pagare può cambiare, ma è possibile. Quindi se prendiamo alla lettera la stessa decisione di non contaminarci con i cibi e le bevande che si mangiano regolarmente intorno a noi, probabilmente anche noi incontreremo presto l'opposizione del nostro nemico. Però è quello che ci chiede Dio. Lui, contrariamente a quello che pensano molti cristiani, non ci risparmia. Spesso pensiamo di essere un po' in una campana di vetro. Il nostro Dio ci protegge. Se stiamo male andiamo da Lui e ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Un lavoro, pronto, il lavoro. Stai male, preghi, Dio ti guarisce. Questa è una concezione omocentrica. Quello che ci dice la Bibbia è una concezione teocentrica, cristocentrica. Lui è Dio, non noi. Non abbiamo più diritti nel momento in cui siamo morti per Cristo, non abbiamo più diritti. Tranne quello di essere in comunione con Dio fino alla nostra morte. Lui ha il diritto su di noi e Lui stranamente ci manda come pecore in mezzo ai lupi. Non ci tiene nel gregge, al sicuro, vicino al pastore, vicino al cane da pastore che caccia i lupi, ma ci manda in mezzo ai lupi. Perché lo fa? Perché la nostra morte o il nostro pericolo, il nostro stare in pericolo in mezzo ai lupi, può dare origine alla salvezza di un lupo. Ecco perché dobbiamo essere disposti anche a rischiare la nostra vita. Ho sentito un pastore qualche mese fa che diceva, è in un libro che è lì sopra, La pazzia dell'obbedienza, c'è una frase che mi ha colpito molto. Dio, per raggiungere la pecora perduta, lo fa a spese del suo gregge. Dio non ci risparmia dolori, problemi. Il suo obiettivo è raggiungere altre persone, non mantenerci al sicuro. Altrimenti una volta convertiti ci poteva portare subito in cielo. Ma non è questo il suo obiettivo. Il suo obiettivo è raggiungere altre persone. Oggi ci sono cristiani che scelgono di soffrire per seguire Cristo. Hanno dei problemi seri. I cristiani perseguitati hanno problemi seri. Hanno difficoltà. Non possiamo abbandonarli a se stessi, perché la Bibbia dice se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Anche se tu non ti accorgi, tu che fai parte di questo corpo di Cristo, di questo corpo spirituale, anche se non ti accorgi che qualcuno sta soffrendo, in realtà sta soffrendo tutto il corpo. Io quando ho mal di testa, quando ce l'ho forte, mi devo stendere. E non è che mi fa male solo qua, il malessere è completo. Dobbiamo aiutarli e ci sono molte cose da fare. Possiamo aiutarli con la preghiera, possiamo sostenerli economicamente, possiamo andarli a visitare. Abbiamo un dovere di farlo. Non è un optional, è un obbligo. Preoccuparci di chi soffre nella Bibbia è un ordine. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare e spero che rimangano ben chiare qui
La prima è che c'è una parte del corpo di Cristo che soffre, di cui noi dobbiamo prenderci cura. La seconda cosa è che anche noi dobbiamo scegliere di non contaminarci col cibo di questo mondo. E non possiamo solo parlare di quelli che hanno fatto questa scelta, che stanno soffrendo e preoccuparci per loro, ma dobbiamo cercare anche noi di non contaminarci, dobbiamo fare la scelta che ha fatto Daniele e i suoi amici, di non contaminarci, di non prendere parte. Cosa significa non contaminarci? Qua si va su un terreno difficile. Non contaminarsi significa non prendere parte alle azioni di coloro che sono contrari a Cristo, non partecipare alle azioni di coloro che odiano Cristo. Significa non stringere particolari relazioni, amicizie con chi non è cristiano. Accordi, società, matrimoni. Vado sul difficile? La Bibbia dice chiaramente di non metterci sotto lo stesso giogo con gli infedeli. Cosa significa non mettersi sotto lo stesso giogo con gli fedeli? Significa che la cosa più importante che abbiamo è la nostra fede. Se non possiamo condividerla, non possiamo stringere questi accordi con persone che non condividono la stessa nostra fede. E poi ci sono tutta una serie di azioni scorrette che hanno a che fare con le tasse, con il codice stradale. Qua vado sul difficile perché tutti quanti infrangiamo ogni tanto queste cose, però la Bibbia ci chiede di non contaminarci con questo. Bustarelle, corruzioni, rispetto della legge, lavoro nero. La Bibbia ci chiede di non fare quello che fanno tutti. Ma è difficile, ma costa, lo so. Ma cosa vogliamo? Una vita, una strada in discesa o una strada che porti onore a Dio? Non illudiamoci, non ci seguiranno se non siamo coerenti con Dio. Non si convertiranno se non vedono in noi una coerenza. E se il nostro livello sarà di basso profilo, porteremo al Signore delle persone di basso profilo. Il nostro esempio potrà spingere altri a seguirlo. Se noi siamo dei cristiani coerenti, porteremo al Signore delle persone che diventeranno cristiani coerenti. Il livello della Chiesa oggi si sta abbassando gradatamente e io credo che dobbiamo sforzarci, impegnarci di rialzare questo livello. La Chiesa deve rispecchiare la santità di Cristo e non la comodità di chi pensa che questo sia quello che Cristo vuole per noi. Spero di non aver offeso nessuno, ma questo è quello che dice la Bibbia. Non contaminarci con il cibo di questo mondo è quello che Dio ci chiede. Amen. Dio vi benedica.